Sarà a rischio il bilancio della Regione a partire dal 2020? Con il 2020 perdiamo la copertura del patto Serracchiani-Padoan, innanzitutto 120 milioni sui quali possiamo dire è stato fatto il bilancio di quest'anno, ma ancora di più a rischio il bilancio sarà perché si vengono a concentrare due effetti sul bilancio regionale. Uno è l'obbligo di compartecipazione alla riduzione del deficit del bilancio dello Stato, che è un obbligo che abbiamo nei confronti dell'Europa e quindi al quale siamo tenuti. Il secondo è l'effetto delle misure, delle manovre fiscali che questa finanziaria porta con sé, questa maggioranza ha voluto approvare. La flat tax che ha effetti sia sull'IRPEF che sull'IVA, ad esempio, porterà necessariamente alla riduzione delle entrate della Regione, perché noi compartecipiamo su questi tributi e su questo noi dobbiamo richiamare il fatto che come Regione dobbiamo ricorrere nei confronti dello Stato perché venga garantita la possibilità per la nostra Regione di esercitare appieno le proprie competenze, in primis quella della sanità. Se noi perdiamo compartecipazione a seguito delle misure dello Stato e non ricorriamo alla Corte, sfruttando anche quelle sentenze verso di noi positive che la Corte stessa ha pubblicato circa l'invarianza delle entrate al sistema delle regioni e autonomia speciale, noi ovviamente mettiamo a rischio il bilancio soprattutto del 2020.